Sono passati ben 26 anni dalle 14:17 di quella domenica 1 maggio 1994. Al Gran Premio di San Marino in pole position scatta la Williams di Ayrton Senna per la 35esima volta nella sua carriera. Il pilota paulista però è un po' turbato, perché 2 giorni prima un suo connazionale, Rubens Barrichello, fu vittima di un incidente e il giorno prima, sabato 30 aprile 1994, l'austriaco Roland Ratzenberger morì sul colpo alla curva Villeneuve, ma come tutti sappiamo, purtroppo la sfortuna di quel Gran Premio non finì sabato 30 aprile 1994. Ecco, io in questo video volevo portarvi 10 aneddoti del pilota brasiliano. Forse i più appassionati li sanno, forse i meno appassionati no, e con questo video voglio portarvi 10 curiosità su Ayrton Senna da Silva. 1. Amava la tranquillità ed era generoso fin dalla tenera età. Ogni volta che si disputava il Gran Premio di San Marino, Ayrton andava alla trattoria romagnola a Castel San Pietro Terme, si recava lì da solo, si sedeva e consumava le pietanze. Uno dei suoi piatti preferiti era la matriciana. Era molto generoso fin dalla tenera età perché quando era bambino sua mamma raccontava che quando Ayrton incominciò la scuola, come tutte le mamme gli preparava la merenda che avrebbe mangiato all'intervallo. Una volta il panino con il salame, una volta la brioche con la marmellata di albicocche. Quando Neide, la mamma di Ayrton Senna, andò a parlare con la maestra, si sentì dire: «Sì, il bambino è bravo, ma è disattento». Forse per colpa del fatto che nell'intervallo non aveva nulla da mangiare. Come nulla da mangiare, pensò la mamma di Ayrton. Quando Ayrton venne a casa dalla scuola, chiese: «Ayrton, ma che fine fanno le merende che io ti preparo il giorno prima?» Ayrton rispose: «Vedi mamma, passo in strade dove vedo dei bambini che soffrono davvero la fame, quindi la mia merenda la dono a loro». Era veramente un bambino dal cuore d'oro. 2. Parlava molto bene l'italiano. Sì, i bisnonni materni di Ayrton Senna erano di origini italiane, di origini toscane e campane. A 18 anni Ayrton Senna si reca in Italia per correre in go-kart con il team Parilla, sfiorando di vincere il titolo mondiale nel 1980 in Belgio. Impara l'italiano e anche a rodare i motori per il team di Rozzano, per poi passarli al compagno di team Terry Fullerton, che stampava i tempi. Un giorno Ayrton chiese al patron Angelo Parilla di provare a girare forte con i motori e non soltanto a rodarli. Gli venne concessa l'occasione, realizzando tempi discreti, fermandosi ai box ogni 4 giri per apportare delle modifiche. Chiese anche di abbassare la pressione dei pneumatici, che fecero soltanto finta però i meccanici. Il giro dopo Ayrton ritornò ai box, chiedendo ai meccanici: «Ma mi prendete in giro?» I meccanici rimasero allibiti, modificarono la pressione delle gomme secondo il suo desiderio e qualche giro dopo la pista dove giravano ebbe un nuovo record. 3. L'Istituto Ayrton Senna. L'idea nata dallo stesso pilota e poi portata avanti dalla sorella Viviane nel 1994 è la più importante organizzazione mondiale privata per l'assistenza all'infanzia. Dal 1994 a oggi l'Istituto Ayrton Senna ha già fornito assistenza a oltre 18 milioni di bambini in 1300 città del Brasile, con programmi di nutrizione, assistenza medica, gioco, studio e sport. I ricchi non possono vivere in un'isola circondati da un oceano di povertà. A tutti deve essere data una possibilità. Tutti respiriamo la stessa aria. Erano queste le parole di Ayrton Senna e sono queste le parole a cui l'Istituto Ayrton Senna si ispira ancora oggi. 4. Si accertava dello stato di salute dei suoi colleghi. Venerdì 29 aprile 1994, alle ore 13:20, durante le prove di quel tragico weekend, nell'incidente che toccò a Rubens Barrichello, Giuseppe Piana, medico di quel Gran Premio, andò in clinica per vedere Rubens. Il dottor Piana in quella sala vide che c'era anche Ayrton Senna, che pur di vedere il suo connazionale scavalcò un cancello dal retro. Sabato 30 aprile 1994, durante le qualifiche del Gran Premio di San Marino,
Ayrton Senna vide il replay dell'incidente mortale di Roland Ratzenberger. Decise quindi di farsi accompagnare da una macchina della FIA sul punto dell'incidente, alla curva Villeneuve. La FIA per questo comportamento lo multò perché non si poteva, ma lui andò oltre perché voleva assicurarsi lo stato di salute dei suoi colleghi. Purtroppo Roland morì sul colpo. Ma ciò che colpisce ancor più di quel gesto è come un pilota che era nel circus da 10 anni, un pluricampione del mondo, si stesse preoccupando per l'ultimo arrivato, per un pilota che era in Formula 1 da appena 53 giorni. 5. Ayrton voleva chiudere la sua carriera in Formula 1 in Ferrari. Fu lo stesso Luca Cordero di Montezemolo a dire ai microfoni di un'emittente televisiva sportiva ben conosciuta che i due si incontrarono a cena il mercoledì sera prima del weekend del Gran Premio di San Marino 1994, nella casa dello stesso Montezemolo. Parlarono di come la Ferrari si discostò dall'elettronica portando il pilota al centro della scena. Ayrton disse che ogni volta che scendeva dall'aereo a Bologna c'erano molti tifosi ad applaudirlo. Montezemolo confessò che il paulista non si trovava bene a guidare la Williams e che portando la vettura al limite andava anche in testa coda. A fine serata Montezemolo promise ad Ayrton che ne avrebbe parlato con il direttore della scuderia Ferrari dell'epoca, Jean Todt. L'idea di chiudere la carriera in Ferrari era per Ayrton Senna un sogno che cullava fin da bambino. 6. Ayrton Senna salvò la vita di un pilota correndo in pista contro mano. Durante il Gran Premio del Belgio del 1992, nelle prove libere, Enrico Mas fu vittima di un brutto incidente. L'auto rimase ferma in mezzo alla pista con il pilota svenuto che premeva il piede sull'acceleratore. Il pilota a sopraggiungere nel punto dell'incidente fu proprio Ayrton Senna, che vedendo il pilota immobile all'interno della vettura senza soccorritori nelle vicinanze, accostò con la sua McLaren, si slacciò le cinture e iniziò a correre contromano a piedi verso la Ligier di Comas. Una volta raggiunto spense il motore su di giri, precludendo una possibile esplosione. Sistemò il capo del suo collega. Lo stesso pilota transalpino in una intervista ammise che Ayrton con quel suo comportamento gli salvò la vita. 2 anni dopo i ruoli si invertirono. Al Gran Premio di Imola 1994, alla curva del Tamburello, dopo l'impatto di Senna con le barriere, Enrico Mas riprese la gara dai box. Dopo aver sistemato la sua monoposto, rientrò in pista inconsapevole dell'accaduto e nel luogo d'incidente di Ayrton Senna venne fermato perché i mezzi di soccorso stavano intervenendo sul suo eroe che lo salvò 2 anni prima. Enrico Mas vide quella scena e ne fu turbato e alla fine della stagione 1994 Enrico Mas si ritirò dalla Formula 1. 7. Ayrton Senna, il businessman. Il weekend del Gran Premio di San Marino 94 iniziò il giovedì 28 aprile quando Ayrton presentò la linea Senna di mountain bike della Cicli Carraro di Saccolongo in provincia di Padova, dei fratelli Andrea ed Enrico Carraro. Prima visitò la fabbrica e poi presentò all'Hotel Sheraton la bicicletta. Per Ayrton è il secondo contratto veneto. L'anno prima, nel 1993, con la Trevigiana De Longhi, firmò la commercializzazione degli elettrodomestici in Brasile. Nel novembre del 1993 sempre firmò un accordo con Audi per l'importazione dei veicoli della casa di Ingolstadt in Brasile. 8. I riflessi di un grande pilota. Alla curva del Tamburello, al 7° giro del Gran Premio di Imola del 1994, Ayrton Senna si rese conto che stava succedendo qualcosa di grave. Cercò di far tornare il volante a zero in 0,2 di secondo. Rilasciò l'acceleratore al 50% e infine lo rilasciò completamente in 0,3 di secondo. Voleva riallineare la macchina e dosare l'acceleratore. Dopo 280 millesimi di secondo cercò di compensare la sbandata e 7 millesimi di secondo dopo si rese conto che la monoposto era davvero indomabile. Si attaccò ai freni sfiorando i 5 giri di decelerazione, sbattendo in laterale. La collisione avvenne tra i 120 e i 160 km/h. In una situazione d'emergenza modificò la traiettoria, modulò il piede sull'acceleratore a voler portare la monoposto in una situazione di impatto il più favorevole possibile e in pochi metri dosò la frenata come se fosse un ABS umano. Il tutto con un tempo di reazione che va dai 0,2 e i 280 millesimi di secondo. 9. Ayrton Senna, il bomber. Una volta Angelo Parilla disse ai tempi del kart come e quanto
ad Ayrton Senna da Silva piacessero le ragazze. Una volta a Fano andarono a correre il campionato europeo. Ayrton vide una ragazza dal fisico mozzafiato. I fotografi erano letteralmente scatenati. Non so come, ma si mise d'accordo con lei. Finita la gara di domenica, Ayrton sparì e ricomparve stravolto il giovedì successivo. Dovevano andare a girare a Parma, ma Ayrton non stava in piedi. Parilla all'ore d'argui e il brasiliano rispose con il suo mezzo sorriso: Angelo, ne valeva la pena. Anni dopo, con in tasca dei titoli mondiali di Formula 1 e i fotografi sempre alle calcagna, Senna telefonò a Parilla. Ciao Angelo, ho bisogno di un favore. Mi presteresti l'appartamento di Milano per una settimana? Ayrton andò a Rozzano a prendere le chiavi, presentandosi con Carol Alt. Rimasero chiusi lì una settimana e non uscirono nemmeno per mangiare. Quando lasciarono l'appartamento, Ayrton lo consegnò ad Angelo, pulito come l'aveva trovato. 10° e ultimo punto. Il punto che mi ha toccato. Un aneddoto che si è saputo pochi anni fa. Ayrton Senna da Silva era l'idolo di un bambino cranioleso. Non poteva comunicare con nessuno. Era in coma profondo. I genitori fecero ascoltare ripetutamente al bambino una registrazione di Ayrton Senna, che cercava di incitare il ragazzo, con lo scopo di portarlo dal coma profondo al coma vigile. Ciao Massimo, qui è Ayrton Senna, il pilota di Formula 1. A chi mi sembra tu sia un gran tifoso. Ti posso dire forza, cerca da alzarti, da svegliarti e venire a guardarci qui a Imola, sia le prove, sia la gara. Insomma, tutti qui ti aspettano e ti vogliono molto bene. Ti diciamo, cerca di alzarsi, forza con la mentalità positiva e ti speriamo. Ciao, ti saluto. Zermiani, noto giornalista di Formula 1 Rai, ricevette una cassetta da un medico ateo. Vi era una registrazione che veniva usata per chi era in coma profondo. Oggi nel 2020 Michael Schumacher, proprio vincitore di quel Gran Premio di Imola 1994, è in quella tragica situazione. Per far risvegliare queste persone non si poteva usare lo stesso file, ma bisognava creare altri suoni, parole e frasi. Ayrton Senna stesso andava molte volte in ospedale per creare queste registrazioni, queste frasi, questi suoni. Ma Ayrton ci teneva soprattutto a una cosa: che nessuno sapesse di quello che stava facendo a favore di questo bambino. Quindi ragazzi, ragazze, avete sentito chi era Ayrton? Io avevo 2 anni quando successe questo tragico incidente. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al canale perché ci saranno molti argomenti divertenti, ma come avete visto anche toccanti. Condividete il video per far sapere a chi non sapeva chi era Ayrton o lo spessore di quella persona, per far capire che dietro al pilota c'era anche un uomo. Ragazzi, un saluto da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3 e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Mi ha detto chiudi gli occhi e riposa, e io ho chiuso gli occhi